Disastro aereo in Francia. Morirono 150 persone. È colpa dello copiloto? Politica. Sicilia in azione lancia la sodisfida allo Stato italiano. Accordi internazionali. Albania e Italia sempre più vicine. Sport. Capodorlanno e Trapani in semmola per la Sicilia di la pallacanestro. Benedica a tutti. Vediamo insieme a ciò che succedió nelle ultime 2 settimane. Il 24 di marzo, l'Airbus della compagnia Germanwings, partito di Barcellona con destinazione Düsseldorf, cadò in Francia e tutti i 150 cristiani che c'erano dentro morirono. È la prima tragedia che succede a una compagnia a questo vascio. Secondo quanto ne dicono gli investigatori che ascoltarono la scatola Neura con le registrazioni sonore, il copiloto Andreas Lubitz, approfittando della nascita del cammarino di guida del comandante, si chiudeva dentro e impostò i comandi automatici dell'aereo, come per farlo scendere di notizia, picca a picca, dopo 8 minuti di scenduta e a sbattere contro le montagne. La ragione del suo comportamento non è chiara. Lo copiloto, infatti, non lasciò un biglietto litto da Dio e non disse niente allo comandante che ci diceva di aprire la porta. Secondo alcune informazioni, pare che precedentemente avesse soffrito di depressione e ora magari di non specificati disturbi all'occhio, che potevano firmare la sua aspirazione di diventare pilota Lufthansa. Cieco non crede a sti cose e pensa che quello che succedeva per davvero non lo fanno sapere né ora né mai. Il 30 di marzo, anniversario della ribellione dell'Uvespro, il movimento Sicilia Nazione presentò a Palermo il suo simbolo. Lo sito internet e la campagna di sensibilizzazione Fermiamo Crocetta. Si presentò pure la carta programmatica. Il nuovo movimento non vede altre possibilità per la Sicilia, o un nuovo patto federativo con lo Stato italiano o l'indipendenza. Lo passato 31 di marzo, l'OPM turco Mehmet Selim Kiraz morì durante l'intervento delle forze speciali turche dopo che 2 terroristi di sinistra estrema l'avevano sequestrato per torture in tale palazzo di giustizia di Istanbul. Dallo blitz morirono pure i 2 sequestratori, che fecero stazione per domandare giustizia per la morte di Berkin Elvan, lo picciotto colpito con un lacrimogeno durante la manifestazione di Gezi Park del 2013. Trasuto in coma è morto dopo 9 mesi. L'UPM, obietto dello sequestro, era lo titolare di indagini. Il 30 e 31 di marzo passati, Alexei Komov, presidente e ambasciatore all'ONU dello World Congress of Family, tenne 2 conferenze. La prima a Catania e l'orna appresso in Palermo. Sembra Antonio Brandi, direttore della rivista Provita, per aprire l'occhio sopra quello che sta succedendo in tutto il mondo occidentale e magari in Italia. Ogni gruppo di potere, senza consultare alle cittadini, vogliono imponere in tali scuole teorie senza nulla base scientifica, ammucciandone darrere a cause giuste, come quella di combattere le condotte violente e ogni tipo di disparità di trattamento. Benedica a tutti, pallacanestro. Una bella storia n'arrivò li settimani passati di Capodorlannu e Trapani. L'Orlandina, unica squadra siciliana a partecipare allo massimo campionato mascolino, si vitti sospendere l'uso campo per 2 giornate. Lo presidente di la pallacanestro Trapani, Pietro Basciano, con grande spirito di appoggio, mise a disposizione dell'Orlandina lo Palauriga per lo passato sabato 28 di marzo. E a così, considerando che la domenica 29 giocò pure lo Trapano di Serie A2, si potti vivere un fine di settimana di grandi basket in tale città trapanesi. E lo stesso succede lo fine di settimana dell'11 e 12 di aprile. Palluni. Lo passato 31 di marzo la nazionale italiana di palluni pareggiò a Torino con il risultato di 1-1 contro la nazionale inglese. Sta partita amichevole vitti il ritorno allo Juventus Stadium degli allenatori Antonio Conte. E ora vediamo un servizio d'analisi sopra gli accordi stipulati tra Italia e Albania. Tirana sempre più vicina agli italiani, anzi, forse si potesse dire sempre più all'opposto degli italiani. Questo è quello che si vede dell'accordo tra il primo ministro albanese Edi Rama e il governo italiano. Il 30 di dicembre passato, il presidente del Consiglio Renzi, io a Tirana per stipulare un primo accordo nell'Italia diventa il primo partner commerciale dell'Albania. In questa occasione si abolì con il patto di stabilità lo diritto fisso, una tassa che di 60 anni l'albanese pagavano per il trasporto delle merci in Italia.
Si parla magari di un riconoscimento delle pensioni tra i due paesi e per il mantenimento della cattedra di albanologia all'Università La Sapienza di Roma. Poi, invece, il primo ministro albanese il Rama a visitare l'Abruzzo, lo passato 27 di marzo, per promettere alle imprenditori abruzzesi l'apertura di imprese solo in 24 ore, con un capitale minimo di solo €1 e con una tassazione non progressiva fissata massimo al 15%, tutto con la garanzia di piccola onente burocrazia e mancanza totale di sindacati. È normale che a queste condizioni fossero tante le imprese, sia grandi che piccirite, che tagliassero con interesse all'eventuale esternalizzazione in Albania. Il governo Renzi dice che senza l'Albania, noi altri italiani potessimo perdere una grande occasione, ma c'è pure chi pensa che la concorrenza albanese sia una concorrenza sleale, date le differenti condizioni politiche dei due stati. Ne avessimo a domandare perché il governo italiano, davanti a una possibile evidente fuga di capitali verso l'Albania, non piglia la decisione di defiscalizzare invece di creare incentivi alle assunzioni, ottenendo solo l'obietto di licenziare prima con supposte crisi per poi assumere arreari con gli incentivi, azzerando esperienze, professionalità e diritti dei cittadini italiani. Le scelte non facili del governo italiano potessero pure essere considerate politiche apprezzabili se però ci fossero limiti alle sovvenzioni. Per esempio, se l'impresa dichiarasse esuberanze o crisi, non potesse godere di benefici per almeno 3 anni, per evitare speculazioni di parte degli di uomini d'affari a danno della sorte di tante patrie e madri di famiglia. Questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo!